Claudine, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudine. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Un cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto. È Omar Costantini che vi parla dallo studio di Zoppola di friulitv.net, edizione del nostro audio-video giornale delle 16:21 per chi ci sta ascoltando e vedendo in questo istante. Apriamo subito con la cronaca. Per le possibili criticità legate al maltempo, in previsione nella tarda giornata di oggi e in quella di domani, la Regione Friuli Venezia Giulia ha emesso un allarme meteo rosso che prevede la convocazione, tuttora in corso, del Comitato regionale per l'emergenza. A darne la notizia è stato il vice governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sala operativa della Protezione Civile di Palmanova. Al fine di fronteggiare l'emergenza prevista nelle giornate del 5 e 6 dicembre per eventi meteo intensi sul territorio regionale della destra tagliamento e dell'Alto Friuli in particolare, in conseguenza dell'allerta meteo emanata nella giornata di ieri, 3 dicembre, ed in corso di aggiornamento, spiega Riccardi nella nota, tuttora è stata convocata la riunione del Corem, che è presieduta direttamente dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedeli. In questa occasione, con i vertici dell'amministrazione statale e regionale, del sistema regionale integrato di protezione civile, di cui fanno parte la direzione della regione, il sistema della sanità, le prefetture, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i gestori delle reti, si sta compiendo la disamina della situazione in atto, emessi i relativi provvedimenti di emergenza ed assunte le eventuali altre misure di contenimento ritenute opportune. Chiaramente nel corso della giornata, se avremo le dichiarazioni del Presidente o del Vicepresidente, interromperemo per mandarvele in onda. Adesso cambiamo argomento, ci spostiamo per la precisione nel vicino Veneto, perché c'è un'importante notizia per quanto riguarda le operazioni fatte dalla Guardia di Finanza. Va detto che la stessa Finanza è sempre operativa e allora erano nascosti, pensati in un tir frigo provenienti dall'Ungheria, 22 prodotti elettrici ed elettronici con il marchio CE contraffatto, pronti a essere immessi nel mercato padovano. Erano mescolati a prodotti regolari con l'obiettivo di non essere intercettati dalle forze dell'ordine. Le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di constatare che la merce era stata venduta secondo il modello commerciale dropship, conosciuto come vendita in dropshipping, attraverso il quale un imprenditore cinese operante nella città di Roma aveva ceduto i propri prodotti all'acquirente di Padova senza possederne in magazzino, ma facendoli giungere direttamente dall'Ungheria. Il rappresentante legale della società intermediaria con sede a Roma è stato segnalato all'autorità giudiziaria di Padova per le ipotesi di reato di frode in commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e importazione di prodotti pericolosi. Cambiamo argomento, parliamo di Ater. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti, ha approvato il riparto di oltre 5,5 milioni di euro tra le 4 aziende territoriali per l'edilizia residenziale, di cui 1.575.000 euro per l'adeguamento di alloggi sfitti e 4 milioni per l'edilizia sovvenzionata. Complessivamente gli alloggi interessati dagli interventi sono 422, dislocati su tutto il territorio regionale. A tal fine la somma complessiva sarà così ripartita: all'Ater di Gorizia 914.300 euro, all'Ater di Pordenone 1.003.500 euro, all'Ater di Trieste 2.029.300 euro, all'Ater di Udine 1.627.900 euro. Andiamo a chiudere con una notizia di cronaca: incidente stradale poco dopo le 14
lungo la strada provinciale che da Collalto porta a Tarcento. Il sinistro si è verificato all'altezza della zona artigianale nei pressi del cavalcavia che supera la sottostante linea ferroviaria Udine-Tarvisio. Nello scontro tra due auto, 3 persone, di cui una estratta dai vigili del fuoco incastrata nelle lamiere, ferite. Sul posto hanno operato i sanitari giunti sia con l'ambulanza, oltre all'eliambulanza fatta decollare dall'aerobase di Campo Formido. Rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Cividale del Friuli. E con questa notizia è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto. Se avete suggerimenti o notizie particolari, vedete la nostra linea diretta, ci potete scrivere a info@friulitv.net oppure inviare un messaggio al 333 8306 875 sia con SMS sia col sistema WhatsApp ma anche Telegram, ci trovate anche su Telegram a questo numero. Grazie ancora per l'ascolto e ci sentiamo più tardi per le ultime notizie. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.